la canzone Siamo ritornati e si è fatto sentire il fantasma. Questo è, perciò non vi spaventate. Allora, ringraziamo Giuseppe che ha mandato un messaggio e saluta tutto lo staff. Vi ricordiamo diretta@radionuovavomero.it se volete mandarci un vostro messaggio. E eccoci qui con l'ospite, lo studio si è riempito, le persone non possono vedere, non c'è la webcam accesa, ma aspetta che ti devo accendere il microfono. Ecco, buonasera. Carmine Rullo, ballerino, coreografo, non lo vedete ma è proprio giovane. È giovanissimo anche se ha gilletto. Quasi minorenne. No, però non sono minorenne. Vabbè, questo l'avevo capito. E ha tante esperienze da raccontarci e soprattutto noi ve lo presentiamo subito e gli lasciamo la parola e ci racconta da quanti anni fa il ballerino, come gli è nata questa passione, qual è stata la prima cosa che ha fatto. Da quando avevo 8 anni. Nonostante la mia giovane età, voglio dire comunque 20 anni, ho iniziato presto, a 9 anni, ho debuttato con Salda Vinci, facendo il musical Scugnizzi, interpretavo proprio il piccolino che canta sulle scale, Ciccillo diciamo, e quello era questo il personaggio. E poi vabbè, da cosa nasce cosa, chi cresce nel teatro si chiude comunque in una campana di vetro e sa benissimo che si fa solo per passione, ecco. E ho fatto un po' di spettacolo, diciamo, sono stato coreografo di Nino D'Angelo, ho lavorato ogni anno puntualmente dicembre la cantata dei pastori con il maestro Peppe Barra, io ogni anno puntualmente mi faccio il regalo da solo sotto l'albero, lavoro con Peppe Barra, sono una bellissimo. Bellissimo regalo, tra l'altro una persona che stimo e che ammiro tantissimo, Peppe Barra, un grande maestro. Poi va bene, cresciuto, eccoci qua, come lo Scugnizzi, come si suol dire a Napoli, con le canzoni napoletane, sono stato coreografo di molti concerti di cantanti napoletani, come Toni Colombo, Rosario Miraggio e tanti altri. E adesso aspettiamo il tuo musical. Adesso aspettiamo il 25 novembre al Teatro Le Maschere di Arzano. Il mio musical, uno Scugnizzi e le Napoli, ecco perché diciamo, e questo è il personaggio, comunque sono uno Scugnizzo, tanto se mi conosci un po' sai che sono uno Scugnizzo. Ed è uno spettacolo scritto e diretto da me, che sono cresciuto a Napoli e sono fiero e orgoglioso di essere napoletano, e l'idea è quella di sorprendere il pubblico, farlo immedesimare nei personaggi. Infatti attraverso questa mia storia lo spettatore viaggerà per le strade di Napoli, vedendo realtà quotidiane, come gente che urla, gente che scherza, gente che canta, le mamme preoccupate per i figli, i padri al lavoro, e soprattutto turisti disorientati, gente che festeggia mentre intorno purtroppo tutto è grigio, ecco. Beh, veramente a Napoli non è tanto grigio, devo dire la verità, Napoli è più colorata. Però questo periodo, guardando un po' la televisione, ecco, come la spazzatura, perfetto. Ma le musiche? Su che musiche? Musiche tutte napoletane. Musiche tutte napoletane. Ma diciamo di che tradizionali, moderne? Musiche tradizionali, ci sono dei miti dei tradizionali con musiche classiche napoletane e musiche pure attuali, ecco. L'artista che tocchiamo di più è proprio Gigi D'Alessio. Prendiamo questo, infatti nasce tutto da una canzone di Gigi D'Alessio che si chiama Uno Scugnizzito Napolitana, è nato questo copione, Uno Scugnizzi Napoli. E quella sarà proprio l'ultima. Le musiche sono interamente riarrangiate dal maestro Diego Perris, fratello di Pino, che noi conosciamo bene. Che lavora con Costanzo. Sì, Costanzo. E niente, cosa posso dire di questo Scugnizzo? Sono due tempi. Sì, due tempi. Quanti siete? 40 artisti in palcoscenico. Parecchie? Sì, tanti. 40 ragazzi, tutti giovani tra l'altro, con la stessa passione, ecco, che ci riuniamo e facciamo questo spettacolo, con la voglia di rilanciare un messaggio anche a molti... Il più vecchio quanti anni ha? Il più giovane quanti anni ha? Il più giovane sono 2 bambini, diciamo, della compagnia, 2 Scugnizzi da piccolo, uno che interpreta me da piccolo e l'altra invece fa mia sorella da piccolina. Ecco, quindi questo personaggio è stato creato perché tra l'altro io non ho sorelle, sono un fratello più piccolo che ci sta seguendo da casa e tutto questo. E niente, cosa vi posso dire di questo Scugnizzo? Lo Scugnizzo è un punito che di condizioni sicuramente gliene danno, ma gliene danno i genitori, che infatti non se ne occupano i genitori dello Scugnizzo in sé per sé.
né insegnanti, perché a scuola lo scognizzo non ci va. La sua maestra poi, la sua maestra è la vita, proprio vi posso dire, e sta sempre in giro dalla mattina alla sera, perché lo scognizzo si diverte e fa divertire, sa usare la mano e la lingua, secondo me. E comunque usa mano e lingua, ma sempre con generosità, perché questi me l'hanno corroso. Mi interrompo un attimo perché Alessio ci scrive e vuole sapere se, cioè, come è nato questo spettacolo e se racconti una storia vera. Sì, racconta una storia, allora, innanzitutto... Vera, ma non sei tu però. Sì, perché proprio tu. sì. Allora io cosa ho fatto? Attraverso queste canzoni ho cercato di, comunque, ho cercato musiche, testi, di rappresentarmi, ecco, di medesimarmi in questo personaggio e ci sono riuscito, perché comunque la storia vera è lo scognizzo, e io lo posso dire, sono stato uno scognizzo, sono cresciuto nei quartieri di Secondigliano, perché abito a Scampia, quindi voglio dire, è quello, e racconto proprio questa successione di quadri. Devo dire la verità, quello che a me piace di più è quello della strada, ecco, perché io ho scelto questo pezzo che è Miesa Via di Nino D'Angelo e Luna Nera di Franco Ricciardi. Io sono cresciuto con Franco, tra l'altro lo saluto, e abbiamo avuto pure modo di lavorare insieme nei suoi concerti. Il messaggio che tu vuoi dare, il messaggio che tu vuoi dare, alla fine qual è? Il messaggio che voglio dare alla fine, innanzitutto questo nasce proprio perché voglio che i ragazzi come me, i giovani come me, magari pure amici d'infanzia, che io ho preso una strada, loro ne hanno preso un'altra, voglio che con questo spettacolo riescono a capire veri valori della vita, perché questo spettacolo passa proprio a questa successione di quadri, c'è la famiglia, la vita, la strada per chiudere con l'amore. Quindi voglio che questi ragazzi magari possano trovare spunto da questo spettacolo e vedere proprio la storia di questo scogniziello che come me fa tanti sacrifici per arrivare, ma in realtà non si è mai arrivati, perché quando sei arrivato penso che comunque c'è sempre da imparare, sempre da chiedersi il perché delle cose. Quindi questo è il secondo in realtà, il primo è stato fatto proprio con i ragazzi di Scampia, tutti ragazzini piccoli dai 12 ai 16 anni. Ho cercato di fare, ecco, un'operazione salvataggio, tra virgolette, e ci sono riuscito, nonostante le mille difficoltà, voglio dire, il primo spettacolo l'ho fatto a 16 anni, nell'auditorium di Scampia, e ci sono riuscito personalmente con molti ragazzi. Ho tirato comunque delle passioni e delle doti nascoste in ognuno di loro, come magari maestri importanti, Nino D'Angelo, Peppe Barra, hanno fatto con me. Loro non avendo quella passione, non avendo quelle conoscenze, non sapendo neanche di avere un talento, ecco, non ci sono riuscito io, devo dire la verità. E anche un messaggio sociale, perché tu in effetti vuoi dire che a Scampia, praticando delle passioni, soprattutto interessandosi e dedicandosi ad altre cose che non sia proprio la strada, che non sia la vita della strada, si può riuscire, si può avere successo. Sì, si può avere successo, Antonio, perché basta volerla una cosa. Molti ragazzi, questi qua di Scampia, che oggi noi sentiamo per televisione solo per camorra, spazzatura e quant'altro, molti ragazzi ci sono riusciti, quindi non vedo perché altre persone non ci possono riuscire.